Marcello Angheleddu, è finita la stagione regolare, avete vinto 1-0 con l'Alghero, chiudete al secondo posto, vi proiettate alla finale con dei numeri un po' contraddittori in questo senso, miglior attacco, miglior difesa, ma non vincete il campionato. Sì, sì, no, ne abbiamo già parlato, i numeri passano in secondo piano perché meritatamente il Budoni ha vinto il campionato con discreto anticipo e ha avuto il numero più importante, quello dei punti, e poi Sì. ha gestito meglio tutta la stagione, non ha mai avuto cali e non c'è altro da fare che i complimenti al Budoni per questo. L'ultimo passaggio vostro con l'Alghero, vittoria un po' sofferta, no? Avete avuto la possibilità di chiuderla dopo il vantaggio di Cocco, credo dal 10-15 minuto. Comunque è stato sempre in partita l'Alghero, con tante assenze, con altre assenze durante la gara. Qualche palla inattiva, un rigore reclamato, un gol annullato sempre all'Alghero, quindi un finale in sofferenza, ma ci sta. Sì, ci sta. Forse no, però l'Alghero ha fatto una partita importante. L'Alghero ha fatto una partita importante e in certi episodi probabilmente meritava il pareggio. Questo bisogna essere onesti e bisogna ammetterlo. Noi non siamo stati tanto bravi a gestire determinate situazioni di campo. Abbiamo concesso qualche situazione in ripartenza, ad esempio su una palla inattiva a nostro favore, su un corner a favore, palla persa al limite dell'area. Non abbiamo gestito bene il possesso come in tante altre situazioni, probabilmente è stata in fase di possesso la nostra peggior partita della stagione, ma la risposta sta sempre sul campo, sicuramente anche per merito dell'avversario, e probabilmente non abbiamo letto nella preparazione della gara determinate dinamiche che ci hanno messo in difficoltà. Poi è chiaro che l'occasione di Nurchi, quella di Santoro, quella di Sanna poteva darvi un finale più in serenità. Sì, assolutamente, però abbiamo sofferto magari su situazioni, su rimesse laterali lunghe, messe in aria, mischie, dove potevamo essere un po' più solidi, un po' più compatti. Invece si vedeva che avevamo il braccino, avevamo un po' la paura di prenderlo da un momento all'altro. L'abbiamo anche preso, probabilmente era anche irregolare, adesso io non ho visto, non avevo una prospettiva giusta. Certo. Però sono quei campanelli d'allarme che ci devono servire per capire che se non abbiamo sempre la tensione alta, la concentrazione al massimo, siamo fragili. Ecco Marcello, e da cosa dipendeva questa vostra instabilità in questa gara? Perché comunque siete stati nel complesso solidi, avete fatto anche diverse partite vincendo con tanti gol. Si diceva alla vigilia che poteva essere anche questa una gara, viste le assenze, con tanti gol, invece è stata molto equilibrata. Ma secondo me il fatto di sapere delle tante assenze o comunque sia questo pronostico che si è stabilito prima che iniziasse la gara ci ha un po' destabilizzato mentalmente. Può essere anche successo questo, ma per me la risposta è sempre sul campo. Abbiamo letto male qualche situazione di gioco, siamo stati poco compatti, poco concentrati, abbiamo preparato la partita con Feola difensore centrale che al Infatti, 20° ha è chiesto il uscito. cambio, quindi anche lì, e lì eravamo anche in una fase di controllo, perché era ancora una situazione di campo dove non avevamo subito particolari pericoli o non c'erano state particolari avvisaglie, quindi abbiamo un po' dovuto rivedere a livello di caratteristiche la linea difensiva, perché con l'uscita di Feola si sono dovuti fare 2 cambi, Porru centrale, anzi 3, Arzu terzino, Frau terzino opposto, perché poi è stato spostato nella linea, ma detto questo niente. Detto questo, testa alla finale. Intanto si gioca una semifinale, o prima a Ossi e poi a Tempio. Immagino che seguirai le gare da vicino per vedere anche l'avversaria. Che intanto come la vedi questa semifinale e poi come vedi il Monastir nella finale, cioè se queste settimane vi aiuteranno, magari oggi mancava Pina, a recuperare qualcuno. Allora, diciamo che noi in questa stagione le pause non ci hanno fatto benissimo, perché poi alla ripresa, Al giro di ritorno. esatto, magari quello ci servirà da lezione per gestire certe situazioni in modo diverso. Niente, andrò sicuramente a seguirla. Tutte e due le squadre sono molto forti, ma io penso una cosa, e questa ci tengo a dirla: noi dipendiamo da noi. Io ho il privilegio di allenare una squadra molto forte, a mio parere a livello di giocatori la più forte del campionato, a livello di individualità. Oggi che abbiamo fatto
la 30ª giornata, l'ultima, posso anche dire questo. Abbiamo peccato in qualche situazione, intendo io, il mio staff, che magari in qualche situazione abbiamo gestito male, ma sono sicuro che i ragazzi con la giusta serenità possono raggiungere qualsiasi risultato. È un gruppo forte, è un gruppo che è andato oltre tante difficoltà in questa stagione, è un gruppo unito ed è composto anche da uomini importanti. Ognuno di loro voluto da noi, e se non siamo arrivati all'obiettivo, probabilmente è a noi che è mancato qualcosa, perché io ho un gruppo di ragazzi a cui non posso rimproverare nulla, a nessuno di loro. Visto che avete incontrato nelle ultime giornate sia la Ferrini che l'Alghero che si incontreranno nei play-out, difficile fare un pronostico, però intanto l'Alghero oggi è entrato un po' in temperatura perché ha fatto una buona gara. La Ferrini comunque con voi ha combattuto, se l'è giocata e ovviamente c'è quel vantaggio della posizione della Ferrini. Sì, ma sono partite che troppo imprevedibili. Bisogna sempre vedere come si arriva a queste partite, come si arriva a fine stagione, se si arriva con la depressione di dover affrontare un play-out e di aver perso magari qualcosa, con la sensazione di aver perso qualcosa, o con la forza di averlo conquistato e quindi che sia un'occasione in più. Ti ho chiesto troppo perché ovviamente è difficile fare i pronostici, intanto ti faccio un in bocca al lupo, inizio maggio vedremo il Monastir in campo in quella che da parte del Monastir vorrà non essere l'ultima partita stagionale. Speriamo. Grazie. Grazie.